Eder, Mech, Pallister. La verità sul caso di Liliana sembra ancora lontana. Beh, sarebbe ora, dico, 2 anni e mezzo è un'enormità. Siamo forse ancora in alto daranno. mare. Io ci vengo il più possibile per far vedere la baggianata del suicidio non ci sta neanche a morire. E anche il fatto che lei potesse essere qua per più notti anche non va bene, perché adesso no, ma io ho trovato nel punto preciso dove lei è stata trovata, saremo a 40-50 metri da qua, orme e escrementi di cinghiali, per cui sarebbe stata divorata in 2 notti. Adesso sono scappati perché in questi 2 anni e mezzo in questo sentiero saranno passate 10.000 persone, ormai è diventata un'autostrada, mentre il giorno che lei è stata portata qua era tutto coperto probabilmente di rovi, per capirci. È stato perso molto tempo. Delle richieste anche sulla riesumazione qualche mese fa, prima che venisse accolta la nostra richiesta di opposizione, nonostante le reiterate richieste, la Procura ci ha detto sempre di no. Ecco, adesso il tempo dimostra che era un accertamento utile, andava fatto nell'immediatezza, perché noi abbiamo contestato in modo forte e preciso le risultanze della prima autopsia, un'autopsia molto scarna, o meglio ancora che non dava delle certezze. Eppure sono intervenuti nell'immediatezza, insomma, è vero che i lavori sono stati svolti dopo qualche giorno, però già sin da subito avevamo compreso che non era stato effettuato quello che bisognava fare. Allora, il problema è uno: bisogna in qualche maniera lavorare un poco di intelligenza. Se uno ce l'ha un poco più sopra della media, capisce le cose meglio che non uno che di intelligenza ne ha poca, punto. Per conservare un corpo perfettamente non è escluso che possa essere fatto anche in un recipiente, ipotesi, coperto con un telo impermeabile e messo sopra del ghiaccio, per esempio. Questo è il sistema col quale il pescivendolo conserva il pesce per domani, dopodomani, eccetera, uguale a quello di oggi, non lo si riconosce per niente. È un sistema, dico io. Comunque lei non può essere morta che il 14 dicembre, se no doveva digerire. Non ci vuole tanto, ecco, basta non essere una. La procura sembrerebbe aver indagato a 90 gradi. È sempre partita dall'idea del suicidio. Qualsiasi tipo di attività che è stata posta in essere era stata indirizzata affinché si verificasse la pista suicidiaria. Tant'è che nella richiesta, insomma, di archiviazione noi possiamo leggere che a noi non interessa cosa ha fatto lì in quei giorni in cui non è stata, insomma, ritrovata, insomma, nella scomparsa, però noi abbiamo degli elementi che ci dicono che si è suicidata perché viene vista vicino al luogo in cui poi è stata rinvenuta, perché si dice che, insomma, era in un periodo di tristezza, forse perché in quella zona, insomma, il tasso di suicidi è elevato, o per altri motivi. Sono degli accertamenti che comunque dovranno essere ancora verificati. Io mi auguro che questa nuova attività che sta svolgendo, insomma, la medicina legale ci possa dare delle risposte. Siamo ancora al punto di partenza. Io per conto mio l'ho detto non poco tempo fa, cioè già a gennaio del 22, io dicevo che lei è stata portata la notte tra il 4 e il 5 gennaio. Solo 2 notti finiva divorata da cinghiali che quella volta pullulavano in questa zona. Oggi non ce n'è più, ma io stesso ho visto a 40 metri da qua scavi, i cinghiali che vanno in cerca con le zanne dei tuberi e escrementi di cinghiali. Una sola notte lei finiva sfigurata, una sola notte. Altra cosa della quale nessuno ha parlato: lei sui sacchi neri non ha trovato un'orma, di una mano sua, cioè un DNA di Liliana. Com'è che si è vestita? Se si è vestita con i guanti, una volta messa qua, doveva mangiarseli perché non sono stati trovati guanti per non lasciare orme. Cioè, queste sono le cose che fanno parlare di intelligenza media, di cui parlavamo un attimo fa. Se uno ragiona un po' con la propria testa, si rende conto che è impossibile, materialmente impossibile, che lei abbia passato in questo posto più di una notte o 2.
3 sono già troppe. Senti, Motivo per il quale è stata portata qua. Tempo fa avevi affermato che la persona avvistata da una testimone la mattina del ritrovamento di Liliana era vestita come era poi vestito Sebastiano in auto nei minuti del ritrovamento. Confermi questa compatibilità? Forse, ma potrebbe essere compatibile con quello di tanti altri. Sebastiano, anche lui come io, avremo un qualche paia di sosia che girano e con le nostre sembianze, se vogliamo. Non vuol dire niente. Io non punterò mai il dito su Sebastiano che era lui quello. Sono Non è compito suggestioni. mio. Io guardo le cose come ci sono svolte. Lei è stata trovata qua il giorno 5 gennaio. Non poteva essere qua più di 2, ne abbiamo già parlato 1000 volte, 2 o 3 giorni sono già tanti, troppi giorni e notti. Sì. Non aveva una orma o una impronta, chiamiamola così, addosso. Né sul cordino né sui sacchetti bianchi e neri, né da nessuna parte. Allora lei non si è toccata, punto, giusto? Vuol dire che altri l'hanno messa qui, nei sacchi neri, bianchi, cordini, eccetera. Qui c'è la mano di più di una persona, uno solo non ce la fa a portarla dove era, che poi la separava dal sentiero una rete alta 2 metri. Non è escluso che hanno lavorato in coppia, almeno. Volevo dire un'altra cosa, cosa importante per quanto riguarda l'osservazione di prima. È giustissimo che il nostro altipiano, qua siamo ai Lembi, ma l'altopiano carsico è pieno di case che hanno la cantina che mantiene tutto l'anno la stessa temperatura. Io ne conosco alcune, sono proprio delle cantine di viticoltori che si sono scavati praticamente nella roccia la cantina sottostante e ce n'è in giro per il Carso, ce n'è più di una ed è un altro posto idoneo per conservare qualsiasi cosa, non solo il corpo di Liliana ma i prosciutti eccetera a temperatura costante, ambiente, senza bisogno di frigoriferi. Oppure la casetta di un amico che va in cerca di una soluzione. A un certo punto Sebastiano ritrova un cordino praticamente identico a quello rinvenuto sul corpo di Lilli nel proprio cassetto. La mossa è chiaramente volta a far sì che se venissero trovate delle impronte di Sebastiano su quel cordino lui possa dire certo ci sono le mie impronte perché il cordino era nella mia cucina. È una delle tante cose, cioè è naturale che quel cordino abbia le impronte, cioè io in questo caso lo assolvo. Se io ho un cordino a casa, di chi possono essere le impronte? O mie o di mia moglie, perché siamo in 2 per capirci. Non vuol dire niente. Come non vuol dire niente il discorso, io di questo fatto in 2 anni ho parlato con qualche centinaio di persone. Ognuna di queste mi ha dato la sua ipotesi e quella del ghiaccio è di un amico comune. Non può non essere stato conservato per 20 giorni. È giusto per buttare un'ulteriore pietra nello stagno, visto che ce ne sono state buttate tante. Quella potrebbe non essere Liliana. Parli di quella ripresa in via Damiano Chiesa. Sì, perché qualcuno ha detto, gente in giro per l'Italia che io ho già nominato come esistenti, che si sono appassionati a questo caso, hanno voluto perfino misurare la scarpa che ha addosso questa figura, oltre che la lunghezza della scarpa, si intende. Liliana aveva un 37 di piede, qualcuno ha detto ma questo è un 39 al... Se non fosse Liliana, chi potrebbe essere? Una parente, una sosia? Ah, questa è un'altra bella domanda. Tu credi di sapere chi sia? Potresti esprimere la tua idea? Beh, ma non la dirò neanche sotto tortura, la diremo a cose finite. Gabriella, per dirla alla Sebastiano, anche tu braccavi Liliana quel giorno? Io sono esattamente 1 minuto e 50 dietro a Lilli, fino dove lei butta i sacchetti dell'immondizia. Dopo lei sparisce. Io proseguo e passo davanti anch'io alla fruttivendola. Poi vado fino in piazzale Gioberti. Lilli viene inquadrata che passa le strisce pedonali. Io sono più briconcella, cosa faccio? Passo dall'altro marciapiede e corro oltre e faccio lo stesso percorso fino alla Wind di Lilli. Quel giorno tu andavi in palestra. Sì, ma in centro città passando davanti la Wind. Noi non lo sappiamo che percorso ha fatto Lilli. Diciamo che i primi 500 metri, teoricamente, stiamo attenti, teoricamente lei non lo fa perché i bus non la rilevano in quei 500 metri del viale Raffaello Sanzio, ma lei dal panettone davanti alla chiesa ha un sacco di strade, una c'è la fermata dell'autobus, poi c'è il tabacchi alla sinistra, c'è il medico che alle 8:30 il martedì apre, lei va più lenta, infatti io recupero 1 minuto su di lei perché lei si ferma a buttare l'immondizia perché era molto di più all'inizio, dopodiché lei butta l'immondizia, perde quasi 1 minuto,
gira l'angolo, sparisce. 1 minuto e 50 io avrei potuto salvarle la vita almeno per quel giorno. Tu capisci che angoscia che mi è venuta. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.